I ricoveri per cirrosi epatica nel Veneto nel 2019 sono stati 19.000, quindi non sono pochi. Si parla di un numero veramente elevato in Italia, oltre 60-70.000 ricoveri per questa patologia. E infatti, oltre a trovare strategie nuove dal punto di vista della gestione clinica, nuovi farmaci, nuovi interventi, nuove opportunità terapeutiche, è estremamente essenziale creare dei nuovi modelli organizzativi per poter gestire soprattutto sul territorio questi pazienti. Patologie croniche del fegato, numeri dell'attività di ricovero ospedaliero in Italia e in Veneto in crescita. Se ne è parlato durante la seconda edizione del Gastro Up to Date al San Bortolo, che ha richiamato a Vicenza i maggiori esperti del settore. I ricoveri per cirrosi epatica in Veneto sono oltre 19.000 ogni anno, con un costo medio di ospedalizzazione per paziente che supera di oltre il 50% quelli dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco, ma soprattutto i tassi di riospedalizzazione nei pazienti con cirrosi epatica si aggirano intorno al 40% ad un mese e al 75% ad un anno. Sono pazienti complessi che richiedono poi ovviamente un impegno e un interessamento e un coinvolgimento di risorse della struttura sanitaria e quindi questo determina un impatto estremamente pesante.